Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera ai nostri amici ascoltatori. Ricordiamo sempre in velocità la nostra trasmissione, prima la salute, una trasmissione che vuole essere in maniera molto semplice e comprensibile un aiuto per tutti voi per capire le varie problematiche e soprattutto alcune cose della medicina che sono veramente importanti, difficili da capire, e cerchiamo di farvele in maniera molto più semplice rispetto a quello che può essere su un libro di medicina. Questa sera abbiamo una persona molto importante, ci sarebbe da parlare non per ore, per giorni con la persona con cui siamo stasera. Comunque ci presentiamo, dottora Ilaria, ciao a tutti, dottor Scatamburlo e il dottor Quattrale, che è il primario della neurologia dell'ospedale All'Angelo di Mestre. Allora, neurologia, secondo me, posso supporre che molti di voi, quando dico neurologia, non sappiate nemmeno che cosa voglia dire la neurologia. Neurologia è un campo vastissimo, enorme, penso uno degli esami tra i più difficili che abbiamo fatto a medicina. Oltre più vasto è anche un po' più ostico. Più complicato. Se non ricordo male, poi in neuroanatomia c'era il professor Nussdorf. Esattamente, con il suo libro. Esatto, con il suo libro, che era veramente, ragazzi, uno di quelli che erano gli scalini per andare avanti in medicina. Per decidere se fare il medico. Per decidere se fare il medico. Il professor Nussdorf era un personaggio molto simpatico, peraltro, ma molto cattivo. Nel senso cattivo, non cattivo nel senso che voi, che era studente, dovesse studiare l'anatomia neurologica. L'anatomia neurologica, per cui parliamo di neurologia, quella branca che prende l'apparato nervoso centrale e l'apparato nervoso periferico, che in parole povere e semplici è quello che si divide in un sistema che è autonomo e un sistema che è volontario. Cioè, volontario è quello che ci permette di fare i movimenti che facciamo, di aprire gli occhi e di fare i movimenti, di camminare. Un apparato autonomo che è quello, per esempio, che ci permette in maniera molto banale di respirare quando dormiamo, perché respirare non è una cosa che è volontaria. E poi c'è tutta la parte centrale, che è quella che è connessa alla visione, all'ascolto, alla memorizzazione di quello che noi passiamo durante la giornata come esperienze, per cui voi capite che è un campo immenso, Le malattie neurologiche, poi ci racconterà il primario, sono molto complicate, possono essere dovute a svariati motivi: malattie genetiche, malattie iatrogene, cioè cosa vuol dire? Legate all'assunzione di sostanze tossiche o farmaci, e malattie infiammatorie. Ultimamente abbiamo appunto parlato molto di neurologia col fatto del Covid, per cui è tornata alla ribalta, è venuto fuori nei telegiornali una malattia che, se io ve la dico, molti di voi forse l'avranno sentita nei telegiornali, che è la malattia di Guillain-Barré, che magari io vorrei fare prima di parlare dell'ictus, che poi approfondiremo, di come poter non dico prevenire, ma di aiutare, di capire nei primi momenti com'è la malattia per poter salvare anche la persona. E volevo fare un piccolo accenno a questa cosa, perché il Covid, tramite le sue innumerevoli, attività, anche quella proinfiammatoria, e crea questa malattia che vorrei ci facesse un piccolo accenno il dottor Quattrale su questa malattia che è venuta un po' di nuovo alla ribalta con il discorso del Covid, se è possibile. Tutti parlano, ma pochi sanno che cos'è. Beh, in effetti, se ci pensiamo, siamo talmente presi da quello che oggi le TV, i media danno sui vaccini, sul Green Pass, su tutte le polemiche legate ai vaccini, e non si sta più parlando di cosa provoca il Covid. Il Covid è un'infezione legata a questo virus devastante anche per il sistema nervoso centrale e per il sistema nervoso periferico. Forse bisognerebbe un pochino anche diffondere, appunto, ti ringrazio per aver cominciato, per aver cercato. Per esempio, una delle forme di complicanze sul versante neurologico del Covid è proprio la nevrite, cioè l'infiammazione dei nervi. Su cosa si basa, diciamo così, lo sviluppo di questa complicanza? Noi conosciamo molto bene la sindrome di Guillain-Barré, che ha un eponimo che è
poliradicolonevrite acuta, perché viene preceduta nel suo sviluppo neurologico, cioè nella forma di coinvolgimento del movimento, della sensibilità, da un'infezione. Quasi sempre è un'infezione di tipo similinfluenzale, qualche volta gastroenterica o altri virus. Quindi sempre virale, stiamo parlando di solito virale, che precede insomma di alcune settimane lo sviluppo della malattia vera e propria. Ecco, il Covid ha esattamente, diciamo così, sostituito questa sorta, diciamo così, di innesco della malattia anche nel caso che tu citavi. Quindi dopo un'infezione da Covid-19 si può sviluppare una infiammazione, di solito legata a una autoaggressione che il nostro sistema immunitario sviluppa contro i nostri nervi. In particolar modo le interleuchine che iperreagiscono. Sono tanti meccanismi, insomma, sia di tipo umorale che di tipo cellulare, che portano ovviamente allo sviluppo di un blocco della conduzione dei nervi. Quindi quando il nervo viene bloccato non funziona il movimento, non funziona la sensibilità. Si perde il gusto e l'olfatto, per esempio. Si hanno anche dei coinvolgimenti dei nervi cranici. Abbiamo visto, insomma, è descritto anche in letteratura, il nostro gruppo ha descritto diversi casi di risentimento dei muscoli deglutitori, della lingua, dei muscoli masticatori, dei muscoli facciali. Quindi una, diciamo, espressione in termini di complicanze neurologiche del virus purtroppo poco nota, ma è uno degli aspetti che forse anche grazie a queste trasmissioni dovremmo cercare di è quello che io e far conoscere alla gente. Ma il Covid cos'è? Uno dice, non riesci a respirare, ti mettono a pancia in giù con un tubo nella bocca. No, non è solo quello, è la fase acuta da cui purtroppo molte persone non riescono a superarlo, ma poi sono tutte le complicanze di cui poco si parla. Una di queste è quella che tu Se io posso permettermi, dopo lascio parlare Ilaria. Che sai che stiamo già per chiedere qualcosa. No, lo so, ma è giusto, devi farlo. Ma io volevo fare una cosa molto banale e semplice. Quando parlo con gli amici, soprattutto in un momento di ilarità, magari davanti a un prosecco, un ripasso. Allora, Paolo, mi spieghi una roba, eccetera, eccetera. Allora, quando spiego che cosa fa il virus, cerco di farlo in maniera molto banale, per fare degli esempi che possono essere comprensibili per tutti. E dico sempre, guarda, che cos'è che fa il virus nella maggior parte dei casi? È come se io fossi a casa e magari sono a cena con mia moglie, butto per errore il bicchiere d'acqua o di vino sulla tovaglia e macchio la tovaglia nuova. Mia moglie invece di urlarmi che cosa fa? Prende una mazza da baseball e mi massacra di botte. Cioè, no, per spiegare che è l'iperreazione del sistema immunitario attraverso l'interleuchina 6 e altre cose che non possiamo più di tanto nominare perché è difficile comprensione, per cui è un'iperreazione che coinvolge, è multifunzionale, quei polmoni, cuore e i nervi, creando dei danni anche non indifferenti. Questo era tanto per dire come presento la faccenda per farla in maniera più comprensibile, per cui lascio la parola. Mi sembra che sia assolutamente semplice. Sì. Tu hai la capacità di dire le cose come se avessi a che fare con i bambini. Ma la medicina è bellissima, la medicina è bella proprio per questo, perché volendo puoi presentare le cose in maniera molto banale e comprensibile. Esatto, le persone io credo siano contente di capirle. La mia domanda era, abbiamo parlato di questa poliradicolonevrite, stiamo parlando di reversibilità? Cioè nel senso, questo tipo di infiammazione, per definizione, io direi da profana, da pomatara quale sono, dovrebbe essere reversibile, è corretto? Cioè con ovviamente l'opportuno allenamento, perché so che anche a livello di logopedia e quant'altro è necessario in qualche caso. Il problema è che ovviamente la durata della malattia, come succede nelle forme classiche, è assolutamente variabile e dipende molto ovviamente dalla risposta individuale. Certo. Come la risposta individuale è diversa all'aggressione virale, così è diversa da questa complicanza. Non dimentichiamo che purtroppo molte volte non resta isolata e questo complica moltissimo il recupero, che abbiamo visto molte forme di encefalo-mieloradicolite, quindi abbiamo delle encefaliti collegate alla malattia virale, delle mieliti, quindi dei risentimenti del midollo spinale, quindi anche poi delle propagini che dal midollo spinale vanno ai muscoli, vanno agli organi di senso, che sono i nervi periferici. Quindi molte volte le complicanze sono talmente variegate e più complicate sono, più lungo è ovviamente l'attesa per il recupero, che ripeto, insomma, è veramente molto molto ritagliata sul paziente il programma anche di tipo riabilitativo.
sicuramente abbiamo dei mezzi, ma col Covid abbiamo veramente messo a dura prova anche i mezzi che conoscevamo, perché non sempre ovviamente questi pazienti hanno risposto. Io nel mio piccolo, appunto, dermatologo quale sono, ho visto un innalzamento esponenziale dei casi di herpes zoster. In maniera dal Covid in poi, ok, c'era anche prima, eravamo tutti già nevrotici, isterici, non è che, ma il Covid non ci ha fatto diventare più buoni dal mio punto di vista, ci ha fatto diventare addirittura più nervosi, assolutamente corretto quello che dici. Tu sai benissimo che lo zoster si sviluppa più facilmente in soggetti immunodepressi. Sì. E quindi ovviamente l'immunodepressione che comunque questa malattia provoca fa sì che ovviamente insomma, il virus, che come sappiamo è indovato a livello di alcune zolle neuronali insomma, del nostro corpo, si riesprime più facilmente. Non a caso la novità di questi giorni, penso che sia un piacere anche volerlo diffondere ai nostri telespettatori, è la possibilità di avere un vaccino contro l'herpes zoster, un primo vaccino inattivato contro l'herpes zoster, che verrà fatto ovviamente proprio agli individui immunodepressi, quindi questa è una bella novità. Mi sembra assolutamente sì. L'herpes sappiamo che fa danni anche, a parte il campo dermatologico, ma anche in campo ginecologico, lo sappiamo, e anche e poi da delle sequele neurologiche, esatto, può dare le allergie post-zosteriane sono devastanti. Beh, ricordiamo che poi uno tra i virus, tra i più pericolosi, che fa parte sempre di quella famiglia, è il citomegalovirus, che a me in gravidanza a volte può creare dei danni devastanti, per cui interessante questa cosa. Per me è molto interessante anche per un'eventuale sovrainfezione di carattere batterico o setticemia in senso lato. E in più, nella mia esperienza, io vedo che questi zoster, oggi proprio in ambulatorio ne ho diagnosticato uno che aveva una fascia, veramente una linea di brasco da parte a parte, aveva già le bolle, era già quasi infetto perché aveva proprio delle pustole, chiaro. Non sentiva dolore. Io ho l'impressione che con questo Covid la nevralgia, che di solito è prodromica, ci sia meno. È possibile. C'è da dire che però alla fine la fase acuta, che è relativamente limitata, poi ce lo insegni anche tu, può purtroppo far seguito a delle algie post-zossteriane che durano mesi e anni addirittura. E quindi ovviamente non sappiamo poi se adesso la fase analgesica durerà. Bravissimo, e anche la terapia, tu mi insegni che devo fare entro 72 ore dal primo sintomo, 72 ore sono belle che andate, ma che faccio? Cioè gli dà lo stesso, io sono del parere di sì, dico se non altro in qualche maniera mi gioco le carte che ho in mano, però comunque è un aspetto molto... Siamo sempre là, insomma, esatto, ma stiamo parlando anche di una terapia che costa, chiaro. Ha cambiato molte cose, il Covid ha cambiato anche molte dei nostri atteggiamenti contro malattie che conoscevamo molto bene, che ci ha cambiato completamente. Insomma. Direi tu sei una di queste. Sì, esatto. Ma penso che adesso ci inoltriamo in questo campo. Direi che anche ha sviluppato e ha amplificato malattie psichiatriche. Io non vorrei ricordare male, però psichiatria e neurologia una volta andavano molto insieme, tanti anni fa. Adesso sono state orgogliosamente, però una volta era una neuropsichiatria, se non erro, tanti anni fa. Diciamo che l'Ottocento nasce come neuropsichiatria. Esatto. Poi abbiamo per cui poi c'è stata questa divisione, perché la comprensione delle malattie nervose che hanno magari un substrato organico è diverso da quelle che hanno un substrato psichiatrico, per cui adesso c'è questa divisione, ma una volta era una stessa branca. Una curiosità, se possiamo fare un attimo di pausa, diciamo così. C'è un motivo, e questo non lo so, non ho mai avuto occasione di capirlo e di andarmelo a studiare. Io amo studiare tutto, ma non ho studiato questo. Perché si chiama Scovo di Sant'Antonio? C'è un motivo? È un qualcosa che risale nella notte dei tempi. Penso di sì. Però perché ovviamente Sant'Antonio era il protettore ovviamente di alcune malattie dermatologiche. Evidentemente allora è un santo che ha avuto insomma tanti è venerato per tante altre cose, tra cui anche questa. Hai un problema con l'herpes, mandali a Sant'Antonio a Padova e hai risolto il problema. No, sto scherzando chiaramente. Allora, adesso ci inoltriamo invece in un campo che è veramente infinito, impressionante, incredibile. Credo che, se non erro, sia una delle maggiori cause di morte, soprattutto in Italia. Parliamo dell'ictus. L'ictus vuol dire sostanzialmente colpo, no? Diciamo che gli inglesi lo chiamano stroke, che lo chiamiamo anche come anche l'infarto, perché è molto similare come, diciamo, patogenico, vuol dire inizio e formazione di malattia,
ed è diviso in due grosse branche, no? Una più importante che è l'infarto cerebrale, per cui blocco, grazie forse probabilmente a occlusioni, a trombi eccetera, e a emorragia cerebrale, che però credo sia molto meno, no? Percentualmente sì. Percentualmente sì. È una malattia che diciamo può avere degli esiti invalidanti, molto invalidanti, a volte fino ad essere proprio non più autonomi. Se non ricordo male, diciamo un terzo, cioè un terzo di grave, un terzo che si possono recuperare, un terzo che non hanno grossi esiti. Dipende dalla orientativamente, sede, sì. Se è sul circolo silviano, sul circolo vertebro-basilare, oppure se è ischemico emorragico, quindi è un po', diciamo così, l'estensione è molto importante, esatto. Quindi ci sono tanti aspetti che... L'accenno che vi do è questo: praticamente una parte del cervello muore, e allora a questo punto noi dobbiamo arrivare a capire il perché e come, se si può prevenire, come curare, perché ci sono anche delle cure precoci, e per cui lasciamo la parola al dottore. Sì, è un argomento che ci sta molto a cuore perché, come sapete, insomma, l'ospedale di Mestre è un ospedale, è un super hub, lo chiamano super hub perché possiamo ovviamente offrire ai pazienti che ammalano di ictus ischemico e anche di ictus emorragico tutte le strade possibili per la terapia. Una di quelle più innovative che in questi anni si è sviluppata è la terapia riperfusiva. Allora, come diceva Paolo, lo stroke, l'ictus ischemico è legato a un'ostruzione di importanti arterie, possono essere grandi, medie, piccole, e questo ovviamente poi determina l'estensione del danno ischemico, cioè del tessuto morto. Ischemia vuol dire tessuto morto. E se pensate che le cellule del cervello dopo 5 minuti senza ossigeno, senza quindi nutrimento che viene dal sangue, muoiono. Quindi è importantissimo, molto di più di quello che succede nell'infarto del miocardio, essere tempestivi nelle cure. Le cure tempestive sono indispensabili non tanto per salvare il nucleo della zona ischemica, che a seconda ovviamente dei compensi che vengono dalle arterie vicine può essere più o meno grande, ma proprio per evitare che questo tessuto ischemico si allarghi. E quindi la scelta qual è? Cercare di sciogliere il trombo che è a monte dell'ostruzione, cioè a monte della chiusura di questa arteria. Abbiamo già da tanti anni in atto, non solo a Mestre ma anche in tutta la provincia, dei farmaci che si chiamano trombolitici, cioè che sciolgono i trombi, e che sono farmaci che si fanno endovena. Sono molto efficaci, hanno cambiato radicalmente la storia clinica dei malati con ictus, e fino all'anno scorso, all'autunno dell'anno scorso, eravamo autorizzati a fare questo farmaco entro le 4 ore e mezza dall'esordio del quadro clinico. Sono cambiati però i parametri, perché già da un anno, se noi documentiamo che c'è ancora tanto tessuto intorno al cuore dell'ischemia da salvare, possiamo arrivare anche fino a 9 ore e riperfondere con questa terapia trombolitica il tessuto offeso. Capite bene che la sensibilizzazione non solo dei cittadini, dei pazienti, dei caregiver, dei medici di medicina generale, della società in generale, deve essere ovviamente molto attenta a riconoscere precocemente i segni di un ictus e ovviamente rivolgersi presso strutture come il nostro ospedale in grado di curarle adeguatamente. E questo è il primo elemento. Il grosso sviluppo che negli ultimi 3-4 anni ha avuto sempre la terapia riperfusiva è quello che, grazie alle moderne tecniche neuroradiologiche, riusciamo addirittura ad arrivare al trombo attraverso dei cateteri che si introducono per via transfemorale e aspirare il trombo. Quindi quando non riusciamo col farmaco endovena, riusciamo addirittura meccanicamente a tromboaspirarlo. Capite bene che, dicevo prima con i miei colleghi prima, la neurologia era nota fino a 10-20 anni fa come la branca della medicina che diagnosticava le malattie e non riusciva a curarle. Adesso nell'ictus abbiamo una rivoluzione in termini di terapia e la cittadinanza deve essere messa al corrente delle possibilità curative che i nostri ospedali hanno. E rimane sempre il discorso che facevamo con il dentista, con la nutrizionista eccetera,
che educare è sempre meglio, certo, cioè spiegare quali sono, ed educare, certo. Spiegare realmente in maniera semplice, come appunto sarebbe il nostro obiettivo fare, alle persone che si trovano anche davanti, che ne so, vivono con un anziano, vivono con una persona che ha tante sindromi insieme, prende dei farmaci importanti, perché se la tempistica è 4-9 ore che sono tante per il vostro raggiungimento, penso che siete soddisfatti, però in realtà ai miei occhi sono molto poche. Davanti alla persona che vive da sola e che cade come un pelo, tu lo sai quando è caduta, no? Quindi è difficile. Ti vengo incontro, sempre queste linee guida ci danno un altro escamotaggio. Se la zona da salvare intorno all'ischemia, intorno al cuore dell'ischemia è tanta, noi possiamo arrivare a fare la trombectomia, la tromboaspirazione fino a 24 ore. Questo è un grandissimo risultato. Perché le evidenze scientifiche hanno visto se c'è tessuto da salvare ho ancora tempo per liberare il vallo dall'ostruzione. Quindi mi sembra veramente una rivoluzione, devo dire, su... Ecco, magari un piccolo appunto che bisogna fare, perché molte persone forse hanno ascoltato in maniera interessata, però non sanno una cosa, molte. E queste sono cose che sappiamo normalmente noi medici. Ahimè, il tessuto cerebrale è un tessuto che non si rigenera. Per esempio, io vi faccio un esempio, il fegato, ad esempio, se voi togliete una gran parte del fegato, il vostro fegato si può rigenerare, e tanto è vero che si fanno trapianti da persone vive, cioè prendi un pezzo di fegato da un donatore e lo metti a un ricevente. Nel caso del cervello, in gran parte anche del cuore, sono due tessuti, ahimè, che una volta morti non possono più recuperare. Ecco perché le malattie poi degenerative ci portano a gravissime complicazioni come nell'Alzheimer, la perdita della memoria e altre complicazioni molto difficili, perché una volta che la malattia si è innescata non c'è più modo di tornare indietro, ma grazie a questi riconoscimenti precoci possiamo ridurre il danno. Questa è una cosa importante, giusto? Soprattutto se precocemente documentiamo che ci sono ovviamente ancora aree del cervello in grado di non rigenerarsi, ma di riprendersi, perché non sono ischemizzate, sono ipoperfuse ma non ben ischemizzate. Più tempo passa, più il cuore di questa ischemia si allarga e il tessuto che è ipoperfuso diventa ischemico, allora è irrimediabilmente compromesso. È irrimediabilmente compromesso perché non può più rigenerarsi. Possiamo dire che ci possono essere dei segnali d'allarme, ad esempio, forse molti non sanno, ma esistono degli attacchi ischemici che però non sono nel tempo ma sono transitori. Possono essere premonitori o possono essere delle cose isolate che uno li ha e dopo non succede niente? Sono assolutamente dei campanelli d'allarme importantissimi, perché ovviamente in questo caso qua c'è un'ipoperfusione transitoria di una regione del cervello che ti può provocare un disturbo transitorio della parola, un disturbo transitorio della destrezza, della forza ad un arto, oppure in un settore particolare del corpo. Questo vuol dire che c'è stato un evento determinante che ha provocato in quella regione particolare del cervello un difetto di perfusione. Va assolutamente valutato, studiato. Bisogna indagare ovviamente se è stato un problema a partenza cardiologica, un disturbo del ritmo, una eccessiva bradicardia, fino addirittura a una sistolia transitoria, oppure a una aritmia maggiore, come ovviamente la fibrillazione atriale, che ovviamente è una delle cause più frequenti. Può essere ci sono anche difetti del setto, un disordine per esempio della pompa cardiaca che ti provoca un'ipotensione e quindi un'iperprofusione relativa, un disturbo carotideo. Purtroppo insomma la nostra dieta mediterranea è vituperata, perché ormai insomma siamo condizionati dalle diete nordamericane e anglosassoni, ma purtroppo ovviamente insomma le malattie dei grossi vasi sono figlie proprio di quelle cattive abitudini. Esatto, io ricordo infatti anni fa sempre all'università che si studiava appunto questo discorso delle percentuali di malattie che negli americani già negli anni 50-60 erano già elevate per lo stile di vita, e come le comunità orientali cinesi, che avevano una dieta molto più sana, entrando in contatto con la dieta americana sviluppavano malattie alla stessa stregua degli americani, perché la dieta è, in questo caso è l'obesità. La dieta è fondamentale, poi il movimento che è essere correlata, e le malattie ovviamente che sono correlate con queste cattive abitudini di vita, quindi
non ci si muove e si diventa ovviamente sovrappeso, e sia l'ipertensione, sia il diabete, fumo di sigaretta. Poi se fumi e anche il colesterolo alto, allora ovviamente sei... La chiamiamo la famosa triade tetrade mortale a seconda infatti, di insomma, questo cose. proprio aneddoticamente, molte volte nei nostri colloqui quotidiani che facciamo con i parenti dei nostri pazienti, molte volte dice: ma come dottore? Dice, non si può far nulla. Dico: signora, ma in questi 20 anni, dico, suo marito ha fumato? Sì. Si misurava la pressione? No. Guardi, ha una pressione molto mal controllata. E poi ovviamente il metabolismo dei grassi com'era? Aveva 300 di colesterolo. Beh, signora, dico, probabilmente, insomma, quando si arriva poi a rovinare il nostro corpo per così lungo tempo, anche la medicina e la neurologia riesce a far poco. Non siamo Harry Potter, ecco, quello sicuramente mi sembra di dirlo ed è scontato. Sai cosa? Il problema è che forse bisognerebbe riuscire a sfruttare meglio i social. Io cerco di fare il possibile facendo video, faccio il possibile, ultimamente sul Covid mi sono un po' stancato, adesso bisogna che prenda altre vie, anche perché speriamo che il Covid per fine anno vada. Una cosa che vorrei... E qua entro in un campo pesante, perdonami, perché adesso ti faccio una domanda e probabilmente molti ascoltatori diranno: ma mannaggia, cosa sta dicendo? Uso di sostanze stupefacenti tipo la cocaina, possono, che ce n'è un grande uso, mi dispiace dirlo, ma ce n'è un uso modato, può comportare un aumento del rischio di queste patologie? Assolutamente sì, soprattutto forte, lo sottolineiamo. Soprattutto nella popolazione adolescenziale giovanile, insomma, e quindi è una delle cause più frequenti. Di infarto e di ictus, vogliamo ricordarlo. Di ictus cerebrale, insomma, e ne abbiamo avuti purtroppo tanti. Alla fine il dato anamnestico schiacciante era proprio l'uso di sostanze stupefacenti. Io vorrei sottolineare un'altra cosa che noi al solito diamo per scontato, purtroppo, perché ci siamo nati, ma che il cervello, se è comunque tutta la neurologia in generale, se è protetta da una scatola cranica così importante e così dura, è perché ogni singola parte non è messa lì a caso, come in barca, ogni posto ha una sua cosa, ogni cosa al suo posto. Quindi ogni singolo millimetro ha un significato, è deputato a un'azione e una reazione. Quindi non è che, vabbè, faccio fuori metà cervello ma tanto c'è l'altro. No, non funziona così. Mi dispiace. Quindi le persone dovrebbero stare molto attente a questo, e il fatto che non è bello essere in un letto, essere un vegetale a 15 anni, a 20, come ovviamente non è bello a 91, che sia chiaro. Però purtroppo davanti alle sostanze stupefacenti, che ha fatto benissimo tirare fuori. Mi sono sottolineava che non c'è solo quello che tu indicavi, il danno diretto della sostanza, sì. Come Paolo intuiva, c'è proprio un danno legato alla trombofilia che si genera dopo assunzione di queste sostanze. Trombofilia significa tendenza a fare trombi, quindi tendenza a chiudere le arterie e quindi ovviamente a fare infarti cerebrali. No, ma a me quello che spaventa è il fatto che molto spesso, sarà capitato anche a te, il neurologo è visto come un qualcosa dell'età anziana. In realtà no, non è così, assolutamente. E aggiungerei, giusto perché ormai le abbiamo dette tutte, io sono, devo dire, un po' scettica per quanto riguarda i monopatini e dintorni, nel senso che non abbiamo parlato di traumi. I traumi in testa, che ripeto, abbiamo parlato di tanto altro giustamente, ma anche semplice uso, che cambiano il motore, cambiano il limite, non so cosa facciano di quei cavoli di monopatini. Tanto è vero che adesso dovremmo probabilmente alla legge, so che è in discussione, che sarà obbligatorio il casco anche con il monopattino. Mi sembra corretto. Verosimilmente credo che sia la cosa più corretta, assolutamente, perché abbiamo parlato di malattie, ma i traumi ci sono anche quelli. Assolutamente. E anche lì non vede età il trauma, questo è il punto. No. È chiaro, anzi nei giovani soprattutto. Volevo sottolineare questa cosa perché ahimè, conoscendo molta gente, tantissima gente, ahimè, nel bene o nel male, e sai, quando mi si discute sul vaccino e dopo so che tu hai usato certe sostanze, mi viene a dire: ma sai, chissà cosa ti mettono nel vaccino, e poi so che hai abusato di certe cose, tante volte mi sta stretta e dico: ma scusami, ma quando ti facevi quelle cose non hai pensato che cosa c'era dentro? O era il governo che ti obbligava a farti il che ne so, il Green Pass, cioè delle cose che a me sinceramente come medico tante volte mi sento
Ti ricordi i telefilm di Hulk quando a un certo punto si incazzava e si rompeva la camicia e diventava verde? Sì, comunque Hulk era un medico. Sì, esattamente, era un biomedico, esatto, esperto. Per cui tante volte dico, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Che voi non sapete niente che cosa avete rischiato, perché ictus, infarti. Quello che diceva lei prima ci deve essere da guida. La conoscenza anche delle persone che sono ostinate nella non conoscenza, diremo noi, è importante. Vi faccio un esempio perché insistevo prima sulla conoscenza della malattia. Si parla troppo poco di cosa fa la malattia. I programmi TV dovrebbero essere più incentrati su cosa ha provocato in tanti, oltre che la morte, che è qualcosa che uno vuole anche rifuggire perché non vuole credere che la morte insomma sia parte di questa malattia, ma tutte queste complicanze dovrebbero essere assolutamente rese un pochino più diffuse. Sì. Ti faccio un esempio molto semplice. Ho accompagnato delle scolaresche del liceo perché mi hai fatto venire in mente l'uso del casco, quindi questo esempio calza molto bene al San Camillo, dove abbiamo ovviamente dei gravi cerebrolesi legati ovviamente la maggior parte dei casi a traumi della strada, moto, auto, indifferentemente. È stato molto educativo per loro capire che se non porti il casco, se non ti proteggi con la cintura, puoi ovviamente avere delle gravi complicanze cerebrali, spinali, eccetera. Dovremmo fare tesoro di questo insegnamento e fare così anche per il Covid. La gente non avrà paura di vaccinarsi quando vede il Covid cosa provoca, cosa comporta, no? Non abbiamo parlato di complicanze neurologiche, non abbiamo parlato del long Covid, cioè di tutte le complicanze a distanza di anni. E un anno e mezzo c'è gente che si è ammalata per prima, ha superato la malattia respiratoria, cardiorespiratoria e ha ancora un sacco di sequele. Perché non parliamo anche di questo? Perché se noi mettiamo a conoscenza, con degli esempi pratici anche, io non dico di visitare le terapie intensive perché sembra ovviamente insomma mettere un po' diciamo così alla finestra insomma le sofferenze dei nostri pazienti, però voglio dire una sana informazione su quelle che sono Rocco, c'è un zoccolo duro però, uno zoccolo duro che è difficile. Io allora lo dico qua, non lo avete visto, probabilmente chi mi conosce e tutte le mie amicizie l'ho messo pubblicamente. Io su un video dove spiegavo semplicemente perché il virus era pericoloso e perché dava certe complicazioni, mi sono arrivate delle minacce, io le ho fotografate, se poi dopo te le faccio vedere, addirittura con la foto della pagina mia del mio ambulatorio, con scritto sappiamo dove abiti, cioè capisci a che livelli siamo. Perché mi hanno detto tu sei servo del sistema, tu ci guadagni, ma guadagni adesso, ditemi voi se io guadagno sul Covid, cioè con le industrie farmaceutiche non ho niente a che fare, per cui è devastante, cioè questi sono arrabbiati forse per qualche altro motivo, col governo, col non so cosa, e probabilmente hanno puntato tutto sul vaccino, sul Green Pass, credendo che sia la causa di tutti i loro mali. Non facciamo ovviamente altro che informare su quello che è la malattia. In maniera molto semplice. Perché se la gente, martellando ovviamente su questo argomento, capisce la malattia quanto infida, quanto pericolosa, quanto drammatica è contrarla, probabilmente vedrai che la verità io sono contento perché ho ricevuto poi messaggi privatamente in ogni luogo dove molte donne, perché essendo ginecologo mi sembrano molte donne, e molte anche persone mi hanno detto dottore ti ringraziamo perché grazie a te abbiamo deciso di fare il vaccino, perché se ascoltavamo le baggianate che c'erano in giro per il web non l'avremmo mai fatto, perché parlano di feti morti, parlano di cose che non stanno né in cielo né in terra, il grafene, l'osso di grafene. Ascoltando te abbiamo deciso di fare il vaccino, quindi questo per me è già un obiettivo enorme. Ambizioso e sono contentissimo perché sono veramente decine e decine. Guarda, ti faccio un altro esempio. Sai che noi all'Angelo insomma abbiamo una delle frontiere della neurologia e l'intervento attraverso dei pacemaker che neuromodulano le attività cerebrali. Abbiamo ovviamente possibilità di curare alcune forme di Parkinson, di distonia, di epilessia, di tremore e di dolore. Ecco, una signora di San Donà che ho filmato prima dell'intervento e poi dopo, ha rivisto con piacere come era prima dell'impianto e dopo l'impianto.
ma lei era una contraria al vaccino. E sai come si è convinta? Si è convinta, dico, ma guardi signora, grazie a questo tipo di innovazione scientifica lei ha avuto 10 anni di vita in più, l'abbiamo operato nel 2011, perché il Parkinson non l'avrebbe risparmiata, lei ha avuto 11 anni, quindi ha potuto ovviamente stare con i suoi figli, con i suoi cari, per altri 11 anni, questo grazie alla scienza che ha introdotto queste cose. Perché adesso ha paura ovviamente di fare una scelta analoga? E lei ha detto questa è una cosa che mi ha convinto, e quindi ovviamente vedi, alla fine... Ma bisogna buttare su questo, sono piccole gocce che lei ha detto, è vero, insomma, la scienza mi ha salvato e mi ha dato siamo arrivati a livelli anche di sopravvivenza nei confronti dei tumori. Ricordiamo il tumore del seno. A proposito, voglio ricordarvi che siamo nel mese della prevenzione, per cui abbiamo il fiocco rosa, è importante questo a Mestre, per cui io lo porto sempre in tutti i miei vestiti, anche nel camice, perché voglio ricordare che siamo nel mese della prevenzione. Ma abbiamo fatto dei passi di gigante. Tra le altre cose volevo chiederti una cosa, magari non lo so, però così, un'idea. Cellule staminali, come siamo messi? A livello neurologico. Allora, c'è qualche novità, qualche cosa di... Sai che veniamo da delusioni cocenti, di mascalzoni che ovviamente hanno diciamo, fatto leva sulla buona fede delle persone che avevano malati, quindi la sofferenza delle persone, insomma, e quindi hanno millantato realtà che non ci sono. Che per fortuna in qualche modo sono stati... E sulle malattie, e quindi insomma, soprattutto su quelle neurologiche ti parlo, l'ambito su cui ci stiamo muovendo è quello non tanto di mettere delle cellule dove non ci sono più quelle che ci sono. Scusami, perché abbiamo dalla regia. No, mi sembra che prima l'abbia detto. Giusto, sì, va bene, finiamo questo. Quindi, per esempio, in malattie come l'Alzheimer, come il Parkinson, la SLA, cerchiamo ovviamente, sappiamo ovviamente cosa provoca la morte delle cellule, sappiamo che ci sono delle proteine che vengono assemblate malamente e che precipitano alle cellule facendole morire. Ricordo male o c'è l'amiloide? L'amiloide, ma non è solo l'amiloide, ovviamente l'amiloide è una di quelle proteine, ma c'è anche la proteina tau che dà altri tipi di alterazioni, e nel Parkinson c'è la sinnucleina, che quindi è un'altra proteina che precipita e fa morire le cellule dopapinergiche. Ci stanno ovviamente aiutando i ricercatori di tutto il mondo a contrastare questo tipo di problema. Quindi siamo passati ovviamente da Mohamed Ali, che ha fatto l'impianto di cellule staminali nei suoi gangli della base andando male, a invece terapie mirate contro la gente che nel suo divenire, precipitando nelle cellule nervose, le fa morire. Quindi è molto più a target, diciamo. È molto più a target. Purtroppo per quanto riguarda l'Alzheimer siamo molto avanti, c'è ovviamente ancora molta confusione, abbiamo scritto diversi articoli anche divulgativi per la nostra popolazione. Negli Stati Uniti è uscito ed è distribuito a tutti i malati con demenza un farmaco che contrasta proprio. Ne ho sentito parlare. Però ovviamente le evidenze sono ancora molto povere, e quindi ci vorrà ancora tempo. Ci vorrà molto tempo. L'mRNA secondo te potrebbe in qualche modo entrare? Giusto per dire una cosa, tu ovviamente sai, ma tu sai che ovviamente questa tecnologia è nata per le patologie tumorali, e quindi, ma in tanti anni fa, poi tra l'altro, perché possiamo ancora dire che è sperimentale. È venuto comodo nel Covid, perché guarda caso, ma la conoscevamo già, però diciamolo, è uno dei parlare ancora di siero sperimentale e da pagliacci, scusatemi se ve lo dico, da ignoranti, perché è da anni che studiamo l'mRNA messaggero. E un'altra cosa, visto che tu hai accennato a proposito di quel fiocco stupendo che hai e porti con orgoglio, giustamente, abbiamo parlato di patologie infiammatorie, abbiamo parlato di Covid, i tumori a livello cerebrale, nel senso, ovviamente io ho a che fare per il melanoma, ovviamente, e siamo molto spaventati dalle metastasi del melanoma a livello cerebrale, che sono tra le più nefaste dal nostro punto di vista. Dobbiamo ricordare anche questo, perché sia sede di tumori primari, e onestamente sono tumori primari che
sono molto veloci, correggimi se sbaglio, molto veloci e che ma sbaglio, c'è anche una malattia che tra te e lui sì. La neurofibromatosi ha a che fare anche tra il dermatologo e il neurologo. Il mio foglietto su foglietto si incrociano abbastanza nell'embriogenesi. Direi di sì. Avete dei foglietti che ci siamo costretti. Ci siamo soltanto poi isolati, abbiamo fatto il tubo neurale riavvolgendo le strutture epiteliali. Quello dei tumori è un'altra frontiera importantissima, ma anche lì lo sviluppo è stato veramente galoppante della ricerca. Sia come primari come secondari. Ma soprattutto i primari ovviamente adesso vengono caratterizzati dopo che vengono asportati, e devo dire grazie anche alla presenza oggi ero in sala operatoria, ovviamente sono stato fino a pomeriggio in sala operatoria perché noi coadiuvamo il neurochirurgo nell'exeresi dei tumori, perché ovviamente con la neuronavigazione, con le indagini neurofisiologiche che mettiamo in atto, riusciamo ovviamente a cooperare con lui nel guidare la mano del chirurgo. Qui c'è una struttura eloquente, sensibile, non toccare, qui puoi andare, puoi asportare. Quindi la percentuale di volume tumorale che riusciamo ad asportare con queste tecniche è quasi il doppio di quello che facevamo tanto tempo fa. Questo cosa permette? Caratterizziamo istologicamente il tessuto patologico, lo tipizziamo grazie all'ottimo laboratorio che abbiamo qui in regione a Treviso, e questo ci permette di conoscere, diciamo così, le zone della superficie delle cellule tumorali in grado di essere aggredite dalle terapie biologiche. E quindi ovviamente una frontiera anche per quanto riguarda la terapia dei tumori eccezionale, come per altri tumori, insomma è quello stesso procedimento di caratterizzare bene la cellula tumorale per poterla meglio aggredire. Bisogna conoscere bene il nostro nemico per combattere, lì siamo alla fine. Quindi nel senso che quando uno si parla di tumore, mamma mia, no, adesso oggi le armi sono tante, bisogna conoscere ovviamente. Chiaro. E sia io che lui nella nostra specialità abbiamo visto durante il periodo Covid come effetto collaterale un aumento, anche qui esponenziale mi tocca dire, dei tumori. Anche voi avete trovato come effetto collaterale questa cosa? Non tanto dermatologici sono aumentati? No, non tanto legato al Covid e non tanto ovviamente legato alla patologia cerebrale. No, certo, ma proprio per il fatto che si sono controllati meno, che hanno avuto meno accessi. Noi abbiamo avuto sicuramente, insomma, una parte delle malattie, soprattutto croniche, che hanno avuto una scarsa attenzione, perché è stato inevitabile che tutto il nostro sforzo si convergeva sui malati che hanno riempito le nostre sale operatorie. Anche personale. Noi abbiamo ovviamente avuto tutte le terapie intensive, tutte le terapie subintensive e tutte le sale operatorie. Nelle recovery room avevamo ovviamente solo le emergenze chirurgiche che potevamo operare, le altre erano ovviamente di cura di questi pazienti. È stato un anno devastante. Devastante, quindi le malattie degenerative croniche sono state quelle meno forse attenzionate. Abbiamo cercato di limitare il disagio dei pazienti attraverso la telemedicina, i contatti surrogati, dico io. Adesso forse questi malati chiedono un po' più attenzione. Io vorrei sottolineare questo che ha detto il dottor Quattrale, perché una delle cose che dicono spesso i detrattori del vaccino è che intanto, ha detto, i medici hanno lasciato morire le persone durante il periodo quello duro, tosto, soprattutto Bergamo. E questa è una delle offese più grandi che potete fare, perché voi dovete immaginare che ci sono dei medici che hanno dovuto scegliere chi salvare la vita, sia un cinquantenne o un settantenne. Il settantenne poteva essere anche suo padre o suo zio, e ha dovuto lasciar morire il settantenne perché era più giusto, da un nostro punto di vista, dare la possibilità a uno che aveva 50 anni di sopravvivere un po' di più. Questo voi non ve ne rendete conto di quando si lavora. Io ho lavorato al pronto soccorso e le ho viste queste cose. E quando dicono, soprattutto, è una cosa che mi fa arrabbiare, non hanno fatto le autopsie. Ma ragazzi, si passava da 1 o 2 morti al giorno a 10, 15, 20. Quanti anatomopatologi ci sono all'Angelo? Scusami. Posso però completare il tuo pensiero, Paolo. Noi abbiamo cercato di curare tutti. Abbiamo ovviamente fatto assolutamente il possibile per curare tutti. La cosa che non va proprio diciamo così smontata è la mistificazione che il Covid si possa curare. È sbagliato. Il Covid non ha una cura. Noi possiamo tamponare quelle che sono ovviamente le questa è un'altra cavallo di battaglia di Novax. Quindi non è che abbiamo scelto diciamo tu vivi e tu muori, no, assolutamente, che chi non ce l'ha fatta, e perché non ce l'ha fatta perché non c'è una cura
per l'infezione. Sì, no, ma io parlo del periodo, quello proprio a bollino rosso, proprio all'inizio, in cui erano talmente piene le sale operatorie, le rianimazioni, in cui avevi, appunto, era pieno tutto. Tante volte a volte, se vi ricordate, non c'era neanche l'ossigeno, addirittura mancava l'ossigeno, mancavano i farmaci, mancava il personale, per cui che cosa fai? Se arrivi e vedi un ragazzo che sta male e c'è un altro anziano che magari ha 70-80 anni, cosa fai? Capisci? Io penso che questi medici che hanno dovuto subire questo, secondo me... Sì, questo non so se sia successo bene, ma fortunatamente noi non abbiamo in tutta la nostra azienda, insomma, avuto, grazie a Dio, insomma, questo onere di scelta. Chi è però che è mancato e non ce l'ha fatta, ribadisco, è perché purtroppo il Covid non ha una terapia, l'organismo di questo soggetto, 37enne la settimana scorsa, piuttosto che l'87enne dei primi tempi, e perché ovviamente di fronte a quella devastante malattia che è l'infezione da Covid non c'era arma. Appunto, anche lì, a proposito prima di Harry Potter, non c'è veramente la pozione magica che a te voglio darlo. No, c'è questa cosa. Allora, vedi, quello che mi dispiace dirlo, mi fa arrabbiare. Io cerco anche di essere tranquillo e calmo, e l'ho detto anche nei video. Un discorso è una cura, un discorso è una prevenzione, un discorso è una cura sintomatica, perché la gente crede che le cure siano tutte uguali. C'è la cura, per esempio, uno si prende una polmonite, prende l'antibiotico, uccide il batterio. Questa è una cura, ok, della malattia. E poi c'è la cura sintomatica, cioè uno ha un mal di testa e prende un antidolorifico, non cura la causa del mal di testa, ma in quel momento cura i sintomi. Le persone che scrivono e fanno tutti i post su Facebook non sanno le differenze. Io cerco di spiegare. Bisogna essere molto chiari su quello che entrambi dicevate. Se l'alibi per non vaccinarsi è dire tanto io poi se mi ammalo di Covid c'è qualcuno che mi cura in ospedale, ecco, questo bisogna spallarla, perché come hai detto tu molte volte, ma io sento amici che mi hanno detto che c'è l'ivermectina, hai capito? Lo utilizziamo noi, ma comunque e anche questo che è uscito la settimana scorsa, di questo farmaco in sperimentazione negli Stati Uniti che dà dei risultati premettenti a infezione già avvenuta, è ancora sperimentale. È sperimentale. Quindi ovviamente non sappiamo quando, come verrà, se avrà degli effetti collaterali, è in fase 2, adesso arriverà in fase 3 di sperimentazione, quindi diciamo che oggi contro il Covid abbiamo il vaccino. Esatto, allo stato io voglio sottolinearlo, eccetera. Ripetiamolo, perché l'ho detto 1000 volte, non esiste la cura allo stato attuale per il Covid. Io che sono un attimino più elastica di te, un attimino poco, dico, qualcuno diceva cogito ergo sum, io direi dubito ergo sum, dubitate di quello che leggete. Sì, esatto. Non dico dare fiducia, ma dubitate, cavolo, solo dubitate. Dubitate. Allora, torniamo un attimo nei binari, perché abbiamo fatto una bella disquisizione, abbiamo parlato di cose interessanti, però giustamente mi dicevano, parliamo un attimo anche dei sintomi delle malattie neurologiche. Ricordiamo che il sistema nervoso centrale è diviso in 2 emisferi, non ce n'è uno intero, per cui che cosa succede? Quando succede un danno, è chiaro che molto spesso è solo una metà del corpo che subisce i danni, però che ahimè possono essere talmente devastanti che poi uno... questo l'abbiamo tralasciato nella foga dei due moderatori che avete visto, insomma, abbiamo veramente spaziato. Per cui vogliamo parlare un attimo dei sintomi dell'ictus. Devo dire che abbiamo raccomandato la cittadinanza, a tutti, di attenzionare i sintomi dell'ictus e li abbiamo un pochino trattati en passant, e bisogna ovviamente cercare di intercettarli precocemente, perché abbiamo detto che più precocemente si intercettano, più precocemente si inizia la cura. E i sintomi, come diceva Paolo, sono i più vari. Ovviamente c'è un emisfero destro, un emisfero sinistro, poi c'è tutta la regione posteriore del nostro sistema nervoso centrale che ha altri compiti. Ovviamente quelli che conosciamo di più sono i sintomi più eclatanti. Non riesco a parlare, non riesco ad articolare la mia parola, la mia espressione verbale, non riesco a muovere una mano, non riesco a muovere la bocca, non riesco a muovere la gamba. Questi sono segni, diciamo così, che riguardano prevalentemente il distretto del linguaggio, del parlare, e il distretto del controllo del movimento, nella capacità ovviamente di effettuare un atto volontario.
Poi ci sono i segni sensitivi, la parestesia della mezza faccia, mezza bocca, della mano, del piede, sono segni ovviamente che sono appannaggio di possibili iniziali danni della zona del cervello deputata al controllo della sensibilità. Ti interrompo solo per dire cosa vuol dire parestesia, perché non tutti parestesia, lo sanno, è sensazione di di formicolio, di pizzicamento, di punture di spillo, di sensazione di pelle cartonata. Ecco, la parestesia è questo. E queste cose molte volte possono anche essere associate a una riduzione proprio del senso del tatto e sono legate appunto al possibile coinvolgimento, possibile danno delle strutture più posteriori a livello parietale che governano questo tipo di funzione. Poi abbiamo ovviamente le regioni eloquenti, quindi ovviamente insomma non solo il linguaggio, ma anche molte volte altro tipo di aspetti, per esempio cognitivi, anche nelle zone profonde del cervello come quelle diencefaliche, delle regioni del lobo cingolato. Poi abbiamo ovviamente i danni sulle regioni posteriori, quindi la vista, la perdita ovviamente di mezzo campo visivo, la vertigine, l'instabilità improvvisa che si associa molte volte a un calo della vista, oppure anche a cadute che possono ovviamente comportare anche dei danni a livello scheletrico. E nelle regioni posteriori poi c'è il cervelletto che è deputato alla coordinazione dei movimenti, quindi soggetti che hanno un ictus cerebellare hanno un'incoordinazione nel muoversi, nel compiere degli atti, non riescono quindi a governare correttamente l'atto volitivo. Quindi ci sono vari modi di esordire per un ictus cerebrale e questa attenzione che dobbiamo porre per questi disturbi deve assolutamente essere un campanello d'allarme, perché come quando sentiamo male al petto e sappiamo che può esserci un infarto, così dobbiamo capire che questi sintomi non fanno male, però sono molte volte espressioni di un deficit di una funzione, sono altrettanto importanti campanelli di allarme per ricorrere poi alle cure dei nostri sanitari. Beh, nel campo della medicina ricordiamo che tra le manovre più importanti in un esame che non so allo stato attuale se si fa ancora, che io ho amato in maniera immensa, che è la semeiotica, ci sono delle manovre che noi a volte utilizziamo per capire se sono in deficit, per esempio le Mingazzini, no? Le famose Mingazzini, e sono delle manovre per capire se c'è un deficit di forza, stringimi le mani, alza il braccio, alza le gambe, tira fuori la lingua, per quello esempio. Che fanno i nostri infermieri in ambulanza, insomma, usano questa scala di Cincinnati che ha pochi item, e se questi sono positivi, via, codice ictus, avverti il neurologo che sta arrivando un po'. Cose che in realtà, volendo, potrebbe essere anche fatta da qualcuno che magari un convivente, no, giusto, perché tira fuori una lingua, far alzare le braccia, far alzare le gambe o far stringere le mani, no? Dobbiamo aiutare a riconoscere i sintomi, per cui i sintomi iniziali. L'educazione che abbiamo detto prima, l'educazione sanitaria. Esatto. Qui non è il dolore al petto, ma è qualcosa di più variegato che bisogna saper interpretare. Però non è, volendo, così complicato, no. Volendo poterlo portare anche al pubblico. Sì, direi che ovviamente insomma sì, la nostra intenzione era quella di farlo ovviamente sicuramente nelle scuole superiori, insomma anche nelle medie inferiori, che potrebbe essere utile nei ragazzi, insomma, cominciare a capire che c'è un disturbo del nostro corpo chiamato ictus che può esordire, e poi ovviamente farlo, perché no, insomma, in termini. Secondo me dobbiamo dare più fiducia a sti ragazzi. A proposito della vaccinazione, quelli che mi hanno sorpreso in maniera molto positiva sono stati proprio i giovani. Sì. Loro vogliono vaccinarsi, vogliono tornare alla vita normale. L'educazione sessuale, l'educazione neurologica. Poi ovviamente penso del lavoro importantissimo che hanno le associazioni, perché ovviamente trasmissioni come questa raggiungono un vasto pubblico. Però ovviamente i social sono ancora molto poco diffusi nella popolazione, diciamo così, adulto anziana, tra virgolette. E quindi bisogna trovare altri modi, quindi le associazioni, ma perché no, insomma, andiamo dal parroco e oggi si parla di una malattia, interessante. Perché no, insomma, ecco. C'è l'università della terza età, per esempio. Questo tipo di veicolo, ormai a 20 anni dall'inizio delle tecniche trombolitiche, bisognerebbe ovviamente cercare di sensibilizzarle. Anche perché appunto la rivoluzione è in atto, si affineranno sempre di più queste tecniche di terapia, la gente deve conoscerle. È chiaro.
Io e me nel campo mio come ginecologia difficilmente incontro la neurologia, se non nelle malformazioni proprio neurochirurgia, tipo tubo neurale o patologie che coinvolgono le malformazioni nei feti, per cui, che ne so, dilatazione del trigono piuttosto che atrofia del verme cerebellare. Non faccio nomi perché sennò facciamo confusione, però io ho un campo tutto mio della neurologia che penso che è interessantissimo, perché io lo amo molto da un punto di vista di diagnosi prenatale, perché io amo la diagnosi prenatale, però diciamo che come neurologia ho poco a che fare in gravidanza, a meno che non ci siano patologie poi che vengono. Io posso dirti, è stata una delle più belle puntate, credo, sicuramente più brillanti, tra le più brillanti e più belle che abbiamo fatto. Siamo stati molto spontanei, no, ma il segreto è quello. Il segreto è quello, ma sai, io ho un certo come punto, un caffè, quando loro mi hanno detto parliamo col primario di neurologia, ho detto miseria. Questo cosa dico? Cioè, man mano che parlavamo è stata una valanga, cioè un sassolino che... Potevamo reinventare il titolo, dice, la neurologia questa sconosciuta. Esattamente, bellissimo. Non è così, no? Bellissimo. Non è stato così. Cosa possiamo dire? Vuoi dire un'ultima parola? Io rimango dell'idea di prima, che l'educazione, ma io sai che ormai sono diventata logorroica con questa cosa. Cioè, se noi parliamo semplicemente, perché è colpa anche nostra, che abbiamo fatto un po' i latinorum della situazione, la Zegarugli che parla nella sua lingua perché ce la siamo tirata, e dell'effetto voluto è stato il fatto che i pazienti non capissero quello che noi dicevamo. Esatto. Adesso forse dobbiamo prendere un po' di umiltà anche per colpa e merito di questo Covid, essere più terra-terra, il che non vuol dire essere semplicistici, semplicemente essere più semplici e comprensibili. Perché ripeto, colpa anche nostra, colpa del paziente che si è affidato dei metodi, dei media o quant'altro. Scusatemi, per me nel Covid la colpa maggiore ce l'ha proprio i media in assoluto. I cattivi maestri. Alla fine, quindi in realtà sono bombardati di notizie che non sanno come analizzare, Chiaro. perché la Treccani era scritta da qualcheduno. Il blog non lo sanno chi c'è dietro. Non si sa. Quindi noi assumiamoci le nostre colpe e cerchiamo di essere più semplici e comprensibili. Io farò il possibile. Anche io ci sto provando. Mi viene in mente che dobbiamo essere come le formiche, insomma, le cicale alla fine non fanno ovviamente, non fanno molta strada. Le formiche invece insomma piano piano. Costantemente con l'informazione corretta, con le verità che non devono essere. E anche con la condivisione, io credo. In questo ovviamente creiamo insomma creiamo un sistema sanitario che ce l'hanno un'informazione corretta. Esatto. Sì, se non altro diamo ai pazienti e alle persone credibilità. Certo. Tutto qui. Bene, per cui noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, io saluto a Ilaria che è sempre la mia partner ideale in questo e io Paolo che ne sa una più del diavolo, rimango sempre si fa quel che si può, e ringraziamo chiaramente il primario della neurologia, il dottor Rocco Quattrale, che è stato veramente stupendo in questa serata che abbiamo avuto. Buona serata a tutti. Buonanotte. Arrivederci, buonanotte.